Adagiata nella Valtaro, Santa Maria è una culla di storia, è zona di confine, ma non è barriera, è ponte tra territori ed epoche. Una decina di volontari ha messo in mostra il fascino del paese con foto e documenti. L'idea è di Corrado Truffelli, già docente all'Università di Parma, è lui che spiega le origini storiche di Santa Maria del Taro, cuore dell'esposizione. Tra il 1000, circa il 1000, il periodo in cui la chiesa di Santa Maria del Taro è stata creata probabilmente ad opera dei monaci di Borzone, fino al secolo scorso, che ha avuto per esempio nella emigrazione uno dei momenti più significativi della storia di questo paese. Tra i pannelli spiccano le foto dedicate al periodo delle miniere. Nel 1870 la zona ha ospitato infatti i primi tentativi di industria chimica condotti dall'anglo-francese Henri de Thierry. L'esito non è stato soddisfacente e allora l'industria è stata basata sullo sfruttamento del legname, della foresta del Penna, una foresta millenaria di magnifici faggi che sono stati tagliati e distillati in modo da produrre delle sostanze metilene, acido metilico e altre sostanze chimiche che venivano allora commercializzate. Con le foto impresse negli occhi basta percorrere pochi metri per ritrovare quasi intatta la via delle industrie, con alcuni capannoni rimasti fermi nel tempo. Riavvolgendo la pellicola della storia si può immaginare la teleferica che portava il legname sul colle poco sopra Santa Maria. Tra le grandi infrastrutture che aveva costruito questo magnate inglese vi era la strada del Bocco e anche la teleferica che consentiva di raggiungere a valle il legname tagliato sul Monte Penna, sulla foresta del Monte Penna. Era un'infrastruttura molto all'avanguardia per i tempi, si snodava su diversi chilometri di lunghezza. La mostra resterà aperta sino a fine mese. Gli organizzatori sperano che possa diventare un'esposizione permanente per non perdere le radici storico-culturali e religiose del borgo.